Salve e bentornati sul canale di Shark Racer. Godetevi questo giro in moto, buona visione! Cerchi dorati comunque mostrati, l'ho fatta un po' vedere, un tour a 360 gradi e pulita bene il posto. Oggi è andata veramente comunque bene, di motore come avete visto, sono molto fiero. E ok, possiamo ripartire con il viaggio. Adesso allora ok, torniamo in sella e andiamo. Ok, sì, registrato, perfetto, super perfetto, cavolo. Adesso come abbiamo girato, in realtà dobbiamo girare qui a sinistra per andare verso Isola della Scala. Aspettare chiaramente il nostro momento dopo lo stop. Sono molto fiero perché sono riuscito a fare sia il video che volevo fare sia il tour dei cerchi, cioè veramente bene. Come primo contenuto di quest'anno si va già di grande qualità e sono molto fiero. Sti qua in bicicletta, vabbè, in mezzo alla strada proprio, vabbè, dimostrano che non sanno molto le regole della strada, ma vabbè. Finché le va tutto bene, appunto. Ok, non lo so neanche dove terminerò il video, ma ok, cioè faccio ancora un po', registro un pochino ancora, che magari potrebbe anche finire comunque in un altro video se sono comunque come sempre un video così tanto lungo, lo spezzo e sotto ci faccio un altro video. È un segreto che non sanno in molti, ma alla fine poi si è capito perché lo dico io ogni volta quando faccio l'intro del video, che è la seconda parte tipo, e in realtà non è la seconda parte, è lo stesso video però che è stato un attimo spezzato perché sennò durava troppo, tutto lì. Un po' sotto coppia, vabbè, adesso non più. Frena, mamma mia, qua siamo nei campi e si finisce nel fosso se lo testemmi attento, che è acqua anche. Staccatona, curva impostata a destra, abbassiamoci via, guardate come esco con il mento, devo uscire un po' diciamo di più con il culo, ma vabbè, non sono un pilota, cioè devo andare per strada, divertirmi ed essere spensierato e felice, quindi alla fine vabbè, cioè, diciamo che un po' comunque bisogna essere un po' ferrati di tecnica, sapete fare un pochino
però anche se non tocco col ginocchio a terra non è un problema, ecco. Superato l'ennesimo ostacolo biciclettaro, ecco cos'era il termine, non ciclista. Biciclettaro, perfetto. Un trattore che spero che stia di più dalla sua parte, perché mi parea un po' massa in qua, mi parea. Una Jeep nei gambi, in accelerazione da paura di Zeus, che comprende le staccate assassine verso destra adesso sempre, ragazzi, casco ben allacciato e prudenza sempre. E adesso c'è il curvone a sinistra, quello dove un caro marito di una mia amica purtroppo è venuto a mancare, infatti lì c'era la croce, e pace all'anima sua. Io per lui, per anche il mio migliore amico alle 27, ma anche per altri motivi, avrò sempre comunque la testa il più possibile sulle spalle anche quando sono in moto, e comunque sì, ho fatto fino adesso un incidente con la moto, dove per fortuna non mi sono fatto male, andavo anche decisamente piano, però sì, è un attimo, bisogna stare molto molto attenti, quindi vabbè, insomma, pazienza. Adesso comunque proseguirò il mio cammino come motociclista, facendo sempre del mio meglio e stando attento a tutte le cose, alle insenature e alle increspature che possono accadere sul proprio viaggio, sul proprio terreno o sull'asfalto, perché ormai ci sono delle buche, voragini enormi, non come quelle di Roma, per carità, però anche qua non si scherza, diciamo, dipende da zona a zona. Dei 30 all'ora magari anche no, ragazzi, qua come si dice, se ingolfa la moto, no, non è mia vera, non è mia carburatore, però Zaccaria, non si può mica far così, Zaccaria, zio bello, se può daria fare un po' da meo, e col dialetto veneto se vada bene abbastanza. Comunque dai, adesso fra poco fanno i salti della morte, e qua che è dosso per dosso fino a dosso buon, Dio buon. E vabbè, insomma, bisogna avere molta pazienza, ma molta proprio, no poca, molta, che adesso qua gireremo a destra, che è mio, buon, passiamo per il comune di Isola della Scala, della Scala, la GoPro ancora alla destra, stai perfetto, allora così vedi il comune dove sono nato me, il comune dove è nato Sciarca, eccolo qui. È comunque un comune che sono molto fiero di essere nato, di essere un po' perché comunque è caratteristico, bello, e abbastanza delle belle persone che abita qui. Il mio migliore amico, nel senso, l'ho conosciuto che abitava qui vicino, quindi se non fosse stato per queste zone, nel senso, sarei un po' meno felice. Adesso vedo seguire sto qua col BMW, e chi è abbastanza patriottisti, che piace il ballone, che è il calcio, diciamo, in italiano, tutti si salutano, si parla, nel senso che è poca infelicità tra la gente qua, dove si lamentano di tutto oppure comunque si trattano male fra di loro, no, invece c'è un po' più di unione alla vecchia maniera, e a me piace un po' di più. Invece dove abito io a Opeana, insomma, con i vicini di casa tipo non è che sia tanto dialogo, e ognuno pensa male degli altri, del prossimo, cioè insomma
non è il massimo, ecco, però vabbè, pazienza, cioè, alla fine che viene da fare tutta l'erba un falso, che sarà sicuramente qualche d'un che comunque è un bravo butello come me, o per, appunto me, che sono, quindi sono la rappresentazione reale che comunque qualcosa di buono c'è. Ok, superiamo quello che abbiamo avuto, perfetto, lo seguiamo, 0 infravorato lo segue e gli fa un po' di pressione, ma lui lo vedo quieto, tranquillo. Il motorino invece mi ha dato una pista, guardalo, cioè, che vergogna, da un motorino, il freno perché l'ha visto questo qua e pensava che fosse il GTS la strada, così è bello, dopo che qui in bicicletta, se come lei, quindi la mia massa da fidarsi, guarda, è uno speed check point, superato, ecco qua comunque stiamo andando da Isola verso Nogara, signore, da Isola verso Nogara, qui fra poco che è una strada che anche in macchina che fa quelle velocità fotoniche, questo gira, forse va a lavorare, non lo so, comunque lo saluto, ciao, buonanotte e via. Adesso messa e voi col motorino andiamo a torselo, non vorrei dirlo, ma credo per colpa se non che la fa mia, di sicuro è colpa mia, ecco, poco ma sicuro. Comunque vedremo, ho visto che un po' di macchine, quindi devo stare attento qui all'emissione. Esatto, guarda, il motorino anche lui frena, ne sono messo, perfetto, e mi butto anche un po' in sorpasso perché vedo che è buona, quindi via, perfetto, era un motorino, una bicicletta, ben, siamo arrivati a Pellegrina. Questo è un paese dopo del mezzo, perché tenete conto che qua nella strada c'è gente che fa velocità proprio assurde, quindi è proprio una via del mezzo qua, mette la fretta perché passare con le bici, ok? Se fa un po' di purura, come si può dire, perché il mio migliore amico l'aveva detto una volta con un po' di purura, l'abbiamo sempre tolto in giro per questo, però può succedere a tutti di sbagliarsi, ragazzi, quindi comunque quieti e calmi con le cose, che mia massa da offendersi, finché si scherza e si suga va bene, però fino a un certo limite chiaramente, insomma, dopo finché l'è corta l'è bella, quando l'è lunga la stufa e dice, ti capito? Se non te mi capito ti spiegherò, ma ti spiegherò bene, mi raccomando. Adesso sorpassiamo sto coso, buono. Adesso qui siamo andati verso Nogara, che lei è dove lavoravo io, alla Coca-Cola, ragazzi, e la Coca-Cola è veramente buona sia da bere come azienda anche, io ci ho lavorato ed è stato un posto stupendo da lavorarci, peccato che non mi hanno tenuto e che non mi terrebbero, ma io farei la firma subito per tornarci perché è spettacolare, spettacolo puro proprio. L'unica roba che non mi piace troppo è la divisa rossa, perché a me non sono bien amante del rosso, riferisco per l'ennesima volta, ma io ai miei gusti, nel senso che sta, che ognuno ha i propri, e a parte questo però lei è un'azienda perfetta, faccio canali, tanto che mi metto un attimo per passare, dai, stai quieto, se niente, ho degli sbirri. Volevo dire questo, non lo so, adesso lo vedo dopo, non mi sa che devo mettere bella. Vabbè, lascio passare il camion, adesso parlando un po' in mezzo spagnolo, mezzo dialetto veronese, siamo quasi nelle zone della Coca-Cola, e questo posto è un posto magico, qui con la macchina faccio delle velocità assurde,
appunto molto più veloci anche di adesso, proprio non veniva paragone proprio, non c'è paragone. E praticamente qua che vedi tutte queste fabbriche è qui la Coca-Cola, praticamente un po' più avanti, e ve lo dico esattamente dove è. Praticamente il suo parcheggio comincia da lì più avanti, ecco qui. Queste macchine che vedi qua, ecco, e sta fabbrica qua è tutta della Coca-Cola. E qui, eccola lì, Coca-Cola HBC Italia, e lei è veramente fantastica, fantastica, sia da bere che da lavorarla, niente da dire, cioè, mai stato contento di un brand. Dovreste un po' pensare di fare sponsorizzazione con Shark Racer, vorrei mia dirlo, però 4K mi meritaria per aver detto così tanto bene dell'azienda, però va bene, dai, per adesso lo fa anche gratis, dai, va bene, perché sono sincero e sono bravutello. E vedi come qua arriviamo dentro Nogara, questa è Nogara, e non è mia Maller, lei è un paesino bello, abbastanza attivo, con anche un casino da roba, nel senso grande, nel senso bello. E ultimamente poi hanno aperto anche un pub molto bello, che è a tema tipo Old West, e praticamente si chiama Buffalo Beer tipo, e parla di vicende appunto di Buffalo, che è un tizio praticamente in America che poi ha fatto successo anche qua in Europa, e è veramente un bel bar che vi consiglio di andare, se no c'è la gelateria pure qua sempre a Nogara, che non è male, anche quella ve la consiglio. E adesso fra poco devo girare a sinistra per andare verso Buvolone, così poi sarò per la strada per tornare verso casa. È che non è tanto bella da fare la strada quella per andare verso Buvolone da di qua, però c'ho voglia di farla per fare una strada alternativa, e forse ho fatto bene a continuare a registrare e a non smettere, perché comunque magari ve la farò vedere, poi concluderò il video quando arrivo a Buvolone, metti, fermo anche così, non è un problema. Adesso vedo di mettere la freccia, cominciare a far capire che mi vuoi andare qui, ok, allora qua strada chiusa per lavori, non si può né andare, ma perché lo riga va? Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!